Presso il Consiglio regionale del Veneto è stata presentata l'edizione 2023 del Deer Day, nell'ambito di una visione moderna dell'agricoltura basata sulla sostenibilità e sull'innovazione. L'evento, organizzato dall'azienda Sergio Bassan con il sostegno di John Deere e il patrocinio di Coldiretti, si terrà il 15 luglio presso l'azienda Genagricola a Cacorniani, nel comune di Caorle. L'obiettivo dell'iniziativa è promuovere l'uso razionale delle risorse, la riduzione degli sprechi e la gestione intelligente delle attività agricole per uno sviluppo equilibrato e duraturo. Inoltre si punta all'adozione di tecnologie innovative per aumentare la produttività, migliorare la qualità degli alimenti e garantire soluzioni sostenibili per l'agricoltura. L'europarlamentare della Lega, Rosanna Conte, ha sottolineato l'importanza di queste iniziative che offrono agli agricoltori strumenti e soluzioni per ottenere benefici economici in modo sostenibile. La pandemia ha evidenziato la necessità di innovazione nel settore agroalimentare, soprattutto attraverso la digitalizzazione, che ha conferito vantaggi competitivi e resilienza alle aziende agricole.